a volte sembra quasi essere un po' blasfemi, perché dici una risposta non te la può dare un cantante. Però ecco, io ora ho 36 anni, sono 22 anni che sono uno zero folle. Dietro il portafogli un cuore ancora c'è, amico cerca. Un ritratto fatto da Renato Zero di Renato Zero in 3 parole. Non ci sta tutto quello che è il mio essere, la mia stragrande capacità di commettere errori e di non volerli omettere. Perché io, ecco, forse un pregio che ho è quello di non nascondere i miei difetti, anzi di averne addirittura fatto virtù di certi difetti, quindi forse 3 parole sono troppe e una potrebbe essere, secondo me, quella definitivamente ad hoc, zero. Dentro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, le gioie, le amarezze ed i problemi suoi. Adesso non è più trasgressivo come una volta, ti piace lo stesso? Sì, piace sempre, pure se con la trasgressione e senza. Sei in questo locale perché comunque si ascolta Renato Zero, si vive Renato Zero. Lo sentiamo quando partiamo noi ci veniamo da Albano Laziale. Partiamo da là con la cassetta di Renato Zero, cantiamo a squarciagola, arriviamo qua, continuiamo a cantare, poi andando via continuiamo a cantare fino a casa. Come coppia, amate Renato Zero e perché? Siamo super innamorati di Renato Zero ormai da tantissimi anni. È un grande artista e soprattutto ha dei valori molto grandi da esprimere, è sempre molto in auge la sua cultura e la sua trasmissione di valori che si stanno comunque perdendo in questa società. Mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le frasi. Il dramma di non essere più ironici è un dramma vero, è un dramma che ci mette seriamente in imbarazzo nei confronti di una vita che ci viene in qualche modo incanalata, ci viene suggerito come soffiarci il naso, con che prodotto, come tentare di essere felice. Anche la farmacologia in questo si sta in qualche modo producendo, con delle pillole per essere magri e infelici, per esempio. È meglio grassi e felici. Quindi queste contraddizioni oggi non danno che poco spazio all'ironia, soprattutto all'autoironia, con la quale io ho giocato moltissimo. Mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do 2 ali, sai. L'adoro, era un personaggio che praticamente amo. Un'altra identità. Perché siamo tutti talmente da soli che quando senti qualcuno che dice le cose in cui credi te, perché secondo me quello è, tutti stanno da soli. Io personalmente quando mi sento molto male metto il carrozzone e mi sento meglio. Bella la vita che se ne va. La tua gestualità, le tue movenze, il tuo modo di apparire è fonte di ispirazione per tanti. Ti lusinga questo? Un po' sì, un po' mi duole, perché io che sono ho un grande rispetto dell'individualismo, mi piacerebbe che ognuno si trovasse un proprio involucro. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. È difficile imitarlo veramente per com'è. Uno cerca di avvicinarsi a lui, dà alla gente quella movenza, quel vestitino, ma alla fine lui è unico. Tante sorprese per il pubblico che ti segue. A giugno un nuovo tour, Cantiere Fonopoli. E presto sarà in vendita il tuo nuovo album, un doppio dal vivo, con 6